Faustino Canè, il napoletano di Rio, Gianluca Iavarone. Faustino Canè, il napoletano di Rio de Janeiro. E questo è il titolo del libro edito Cuzzolin e scritto da Adolfo Molichelli, storica firma de Il Mattino, che celebra la carriera di uno dei calciatori più amati dal pubblico partenopeo tra gli anni 60 e 70. Io sono nato a Rio e sono felice di vivere a Napoli. Ma lei si sente a questo punto napoletano vero e proprio? Non mi sento perché ancora mi devono dare la cittadinanza napoletana, è quello che mi manca veramente. Il resto è tutto amore e fantasia. Il volume, che è stato presentato presso il Circolo Posillipo di Napoli, ripercorre la vita e i successi di Faustino Canè, soffermandosi sul suo rapporto con Napoli. Così l'autore Adolfo Molichelli. È più napoletano di noi, perché è venuto qua che aveva 21 anni, ne ha 85, parla il dialetto napoletano che è una cosa tutta da godere, e per l'uomo, più che per il calciatore che pure è stato importante, per l'uomo, perché è un uomo di una modestia unica, di una bontà, è un vero amico. Ai nostri microfoni anche l'editore Maurizio Cuzzolin. Tributo a un campione indiscusso del calcio napoletano, un campione a cui tutti quanti abbiamo voluto bene e vogliamo bene, tant'è che lui è considerato uno di noi. A curare la prefazione del libro il giornalista Carlo Verna.